Parliamo ora dei problemi del mondo del lavoro. Abbiamo incontrato il presidente di Confapi Venezia, Marco Zecchinel, che chiede nuovi strumenti di sostegno alle piccole e medie aziende. Vediamo il servizio. Le elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Veneto si inseriscono in un contesto strategico per le piccole e medie imprese. Da un lato il tema dei dazi che si somma al contesto bellico con le note ripercussioni sull'export, dall'altro il cronico problema dei costi energetici. Le aziende francesi pagano l'energia elettrica un terzo di quelle italiane e le aziende tedesche pagano l'energia elettrica la metà di quelle italiane. La Regione convochi quanto prima una cabina di regia in seno all'assessorato allo sviluppo economico con le associazioni di categoria per elaborare nuovi strumenti a favore delle PMI e verificare, ad esempio, se i contributi alle aziende energivore si riversino effettivamente a valle del sistema manifatturiero.